Buona domenica e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Ancora una tragedia della strada. Ieri sera, poco prima delle 22:30, ha perso la vita un 42enne di Mortegliano. L'uomo è rimasto ucciso dopo essere finito fuori strada con la sua Fiat Panda lungo la ex provinciale 43. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, si è verificato nel comune di Talmassons tra Flumigliano e Torsa di Pocenia. Inutili purtroppo i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico inviato dalla Sores, che ha fatto arrivare un'ambulanza proveniente dalla Tisana. Per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso avvenuto per le gravissime ferite riportate. Sul posto, per i rilievi e viabilità e per tutti gli accertamenti, i carabinieri della compagnia di La Tisana, che hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. Per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di La Tisana. E un altro grave incidente stradale intorno alle 17 di ieri a Lauco, nella frazione di Chiassis, lungo la viabilità che da Villa Santina porta a Ovaro, la regionale 355, all'incrocio con la frazione di Chiassis di Sotto. Il conducente di una moto Honda, un uomo di 32 anni della Bassa Friulana, che viaggiava insieme a una passeggera di 28 anni, ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il motociclista è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Versa in pericolo di vita, ferita anche la giovane, pare in maniera meno grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza della moto e della sede stradale e i carabinieri della compagnia del capoluogo Carnico per tutti i rilievi e gli accertamenti. I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti ieri intorno alle 17 in via Montecavallo ad Aviano per una fuoriuscita autonoma che ha visto un'autovettura schiantarsi contro il guardrail. La lama di protezione del limitare della viabilità è penetrata nell'abitacolo. Usciti autonomamente, conducente e passeggeri sono stati soccorsi e trasportati successivamente all'ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e dopo la rimozione del veicolo da parte del carro attrezzi hanno tagliato i monconi e ripristinato il guardrail. Poco dopo le 5 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con la prima squadra, l'autoscala e l'autobotte per l'incendio di un appartamento al terzo piano di via Brusafiera a Pordenone. Al loro arrivo sul posto le fiamme erano visibili dalla strada, ma grazie al tempestivo ed efficace intervento dei pompieri pordenonesi l'incendio è stato rapidamente spento e i danni contenuti al locale cucina. Incolume la proprietaria dell'appartamento che è uscita autonomamente dall'alloggio. Altro incendio questa mattina presto, stavolta a Sistiana. I vigili del fuoco del Comando Centrale di Trieste sono stati allertati intorno alle 7:30 per del fumo che fuoriusciva dalla finestra di una struttura residenziale dismessa. Giunti sul posto, i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme e hanno smassato il materiale combusto, arredi e molta carta. I danni sono in corso di quantificazione, in corso di accertamento anche le cause dell'incendio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. E poco dopo, alle 7:30 di oggi, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento volontario di Codroipo e squadre della sede centrale di Udine per l'incendio di alcune rotoballe in un campo adiacente all'ex polveriera a Codroipo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso il contenimento dell'incendio, evitando la propagazione delle fiamme a un vicino parco fotovoltaico. Di nuovo in provincia di Trieste, poco dopo la mezzanotte, al termine di una serata tra amici trascorsa a godersi la manifestazione sportiva a Prosecco, si mette alla guida della sua auto per fare rientro a casa. Lungo il tragitto trova una pattuglia dei carabinieri di Prosecco che, alla vista del mezzo che sopraggiungeva lentamente, decidono di controllarlo. A bordo un 76enne del luogo che ha gli occhi lucidi. I militari lo sottopongono all'alcol test che risulta positivo. Infatti ha un valore 3 volte il consentito. Patente ritirata e rientro a casa a piedi per lui. Intervento dei vigili del fuoco di Lignano questa mattina nella zona di Pineta. A chiamarli il proprietario di un gattino che si era arrampicato su un alto pino marittimo. È stato necessario l'intervento di un mezzo autoscala per raggiungere il punto in cui il felino si era bloccato non riuscendo più a scendere. I vigili del fuoco lo hanno portato in salvataggio e la bestiola è stata affidata ai proprietari che lo attendevano con trasportino ai piedi della pianta.
Un tempo usata per la cattura degli uccelli, oggi si è trasformato in luogo didattico dove gli insegnanti spiegano agli alunni le tradizioni friulane di un tempo. È la Bressana di San Daniele del Friuli di Bruno e Dino Betz, che la curano meticolosamente anche grazie a un contributo della regione. È uno dei più begli esempi di architettura vegetale legata all'uccellagione in Friuli Venezia Giulia, senza nulla togliere allo straordinario percorso dei roccoli e delle borgate di Montenars. È la Bressana di San Daniele del Friuli di Bruno Betz e di suo fratello Dino, originari di Ragogna ma che da anni vivono a San Daniele. Prima dei divieti veniva usata per catturare gli uccelli. Dobbiamo mantenere la tradizione, se no perdiamo la memoria, dicono i due fratelli. Adesso qui ci vengono i bambini con le maestre per imparare. Tutto attorno alla Bressana, nella parte esterna, venivano tese le reti appesi nelle gabbiette e richiami vivi. Con il loro verso attiravano altri volatili. Quando ce n'erano tanti, spiega Bruno, allora dal cosiddetto casotto ben nascosti gli uccellatori tiravano improvvisamente una corda a cui erano legati molti barattoli. Il frastuono improvviso delle scatole di latta sbattute l'una contro l'altra spaventava gli uccelli, che invece di volare verso l'altro scappavano di lato e restavano così imprigionati nelle reti della Bressana, fatta a nido d'ape da cui non riuscivano a sfuggire. Gli esemplari economicamente più convenienti venivano venduti, gli altri si mangiavano, dice Bruno. Oggi è cambiato tutto, resta a testimonianza questa architettura che curo con molta attenzione. Qui si fanno anche feste, qualche grigliata è aperta per chi la vuole conoscere. Sacchi e sacchi di immondizia sono stati recuperati tra Palazzolo e Precenicco da un gruppo di volontari che domenica hanno dedicato la giornata alla pulizia delle rive del fiume Stella. Ripescato dalle acque anche il carrello di un supermercato, un'iniziativa promossa dalla Onlus Plastic Free che ha unito diverse anime del volontariato dei due paesi della Bassa Friulana. Una domenica dedicata alla pulizia degli argini del fiume Stella dall'immondizia e in particolare dalla plastica. Coinvolti i volontari della protezione civile dei comuni di Palazzolo dello Stella e di Precenicco che hanno fatto base rispettivamente in Piazza del Porto e alla Casa del Marinaretto con il coordinamento di Marco Tollon. È stata raccolta una grande quantità di plastica abbandonata e dalle acque dello Stella è venuto a galla anche un carrello della spesa. Hanno collaborato anche i volontari della Proloco e le Penne Nere dei due paesi. Grazie a tutti i volontari, vedo Protezione Civile, Plastic Free, direi un'associazione di primo livello. È importante il messaggio che lanciamo oggi nei nostri territori, okay? Di tenere pulito, di avere più che altro un senso civico, che devo dire la verità in questi ultimi anni viene sempre meno a mancare. È un peccato perché abbiamo devo dire la verità, delle isole verdi di eccellenza, abbiamo il fiume Stella che insomma, è il massimo dello splendore e abbiamo degli argini che devo dire la verità facciamo un po' fatica a tenerli perché hanno bisogno di manutenzione, però se magari qualcuno usa un po' di buon senso dobbiamo tenere da conto il nostro ambiente perché è il nostro futuro, è quello che lasceremo ai nostri figli, non possiamo lasciarli cestini pieni di immondizia ovviamente che non andiamo da nessuna parte, è un segno di inciviltà. Lignano, protagonista ieri ancora della cultura nella località friulana, si è tenuta la cerimonia di premiazione del premio Hemingway 2021 che ha riservato un riconoscimento anche al noto attore e regista Carlo Verdone. Si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione della 37esima edizione del premio Hemingway, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la collaborazione con Fondazione Pordenone Legge. Anche in questa edizione, ha commentato Gibelli, vengono premiate personalità di grande valore per la vita culturale e sociale del nostro paese, come Dacia Maraini. La scrittrice ha ben descritto nelle sue opere la vita dei centri di provincia della Sicilia e questo ci lega a ricordi comuni perché la provincia e la sua vita sociale degli anni 50 e 60 avevano ben poche distinzioni di latitudine, ha osservato sempre la Gibelli. Oltre a Dacia Maraini, vincitrice del premio per la letteratura consegnato dall'assessore Gibelli, i protagonisti della serata di gala organizzata nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro in un talk e condotta dal presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi sono stati l'artista Franco Fontana, premio Hemingway per la fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso, premio per l'avventura del pensiero, e il regista Carlo Verdone, premiato nella sezione Testimone del nostro tempo. Il noto attore e regista ha commentato sul palco così questo riconoscimento. Prenderlo per un libro per me è una grande gioia e sono soprattutto contento di prendere questo premio oggi che cade nell'anniversario della morte di mio padre.
Eventi sportivi e tanta musica animeranno l'estate di Grado, in particolare all'arena Covid-free del Parco delle Rose, dove si alterneranno diversi artisti per Grado Jazz e Onde Mediterranee. I dettagli con il vice sindaco Matteo Polo. Manifestazioni sportive che arrivano a Grado dall'Austria, quindi dal Grossglockner, che è un ghiacciaio, e vengono a Grado 300 corridori in bicicletta e simbolicamente lanceranno questo pezzo di ghiaccio nel mare, e questo avverrà alle 18 di sabato sera. Poi abbiamo tutta una serie di appuntamenti sportivi che arriveranno fino a settembre, con il triathlon, che quest'anno raddoppia, avrà anche la parte di triathlon sprint, quindi con un chilometraggio ridotto ma molto più veloce, e poi abbiamo l'Aquatic Runner sempre a settembre, che tra l'altro ci lega alla località di Lignano, appunto attraversando la splendida laguna di Grado e di Marano. Poi ci saranno anche degli eventi musicali, delle iniziative musicali, soprattutto al Parco delle Rose. Sì, il Parco delle Rose, che sarà un'arena Covid-free, ancora quest'anno si spera, poi sarà finito, abbiamo bisogno di questo distanziamento, di questa maggiore attenzione. Abbiamo il Grado Jazz, che culmina con il concerto di Paolo Conte, un jazzista insomma di fama internazionale, e poi abbiamo anche però Onde Mediterranee, che è un'altra rassegna che ospiterà tra gli altri De Gregori, Willy Peyote, magari un'offerta più dedicata ai giovani, e Noah, è una cantante insomma internazionale molto importante. Il Grado Jazz invece, di cui parlavo prima, saranno 8 giorni consecutivi di concerti di varia entità durante tutto l'arco della giornata. Sabato da sold out ieri a Lignano sull'Arenile, nei bar e nei ristoranti della cittadina balneare. Di giorno spiagge affollate, la sera tutti davanti agli schermi per Italia-Austria. I tifosi azzurri e quelli tedeschi, ospiti della località balneare friulana, si sono ritrovati contro nella sfida valida per l'accesso ai quarti di finale di Euro 2020. Una partita sofferta per l'Italia, che si è trovata di fronte a un avversario che non ha mai mollato fino all'ultimo minuto dei supplementari e che ha reso difficile la gara agli uomini di Mancini. Alla fine Italia in trionfo, come da pronostico, ma l'Austria è uscita a testa alta, un confronto davvero particolare per chi, come gli avventori di questo locale, l'ha vissuta a Lignano con l'avversario al fianco. La serata si è conclusa in campo e fuori nel migliore dei modi per i nostri connazionali. E per ora è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento all'edizione di questa sera. Buon pomeriggio.